Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È stato presentato questa mattina il progetto per lo sportello digitale nel comune di Udine, con la presenza dell'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio dei Periti, dei Geometri, per agevolare il cittadino nell'accesso agli atti, nelle procedure per l'edilizia privata. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Paola Treppo. A te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai annunciato, è stato presentato questa mattina questo nuovo importante servizio. Con noi l'assessore Cianni che ci spiega di cosa si tratta. Sì, dal 1° marzo comincia un'esperienza molto importante per il Comune di Udine nel rapporto con i professionisti e per il tramite dei professionisti con i cittadini, che è lo sportello unico dell'edilizia digitale, e cioè uno sportello telematico che consentirà ai professionisti di presentare le loro istanze, i loro progetti con un click, e l'amministrazione di ricevere quindi queste comunicazioni, queste istanze in tempo reale, in forma telematica. È un primo passo verso una totale digitalizzazione dei rapporti che ci saranno tra amministrazione comunale e professionisti, perché l'altro grande obiettivo che cominceremo a perseguire quest'anno è la totale digitalizzazione dell'archivio. Si tratta di più di 40.000 pratiche nel corso dei decenni che sono state presentate in comune, e quindi una volta completata la digitalizzazione dell'archivio, per cui serviranno mesi e mesi di lavoro oltre che ingenti investimenti che però siamo pronti a compiere, il procedimento sarà il seguente: il professionista si rivolge con un click all'amministrazione, l'amministrazione risponde praticamente in tempo reale con un click, e quindi daremo un vantaggio enorme nei confronti della cittadinanza in un periodo in cui, anche e soprattutto grazie ai tanti bonus, ai tanti interventi che sia il governo nazionale che quello regionale hanno fatto per questo settore, sarà un momento importante, un aiuto che anche l'amministrazione comunale intende dare in un settore molto molto importante. Quindi snellire quelle che saranno probabilmente, anzi sicuramente, tantissime pratiche legate al bonus 110%. Con noi anche Paolo Bon, presidente degli architetti del Friuli Venezia Giulia. Un aiuto importante questo nuovo sportello. Sì, noi tecnici dell'edilizia non possiamo che essere felici che ci sia questa nuova opportunità che speriamo ci agevoli nella gestione delle pratiche. Credo che gran parte di noi sia già abituati all'identità digitale, a questo modo di lavorare che in altri comuni è già presente, e quindi lo accogliamo con estremo favore. Appunto viene in un momento ideale perché rischiamo un collo di bottiglia tremendo per il 110%, che comunque necessita di una pratica edilizia nella stragrandissima maggioranza delle situazioni, quindi ben venga, ecco, sì. Speriamo che comunque resti attiva l'attività di consulenza che i tecnici del comune ci hanno sempre fornito, e che confido continuino a fornirci telefonicamente o di persona. Questo dipenderà da altre cose. Quindi un nuovo servizio, ripetiamo, attivo dal 1° marzo, poi ci saranno naturalmente tutte le informazioni sul sito del comune, oppure chiamando la sede del municipio. Allora Alexis, qui da Sala Iace, dove è stato presentato il progetto insieme anche al sindaco di Udine. Ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo assieme a Paolo Bassi per questo collegamento in diretta da Udine. Vaccini al personale scolastico, concorsi per le stabilizzazioni dei docenti precari bloccati e organici Covid senza stipendio da mesi. Sono molte le preoccupazioni nel mondo dell'istruzione messe in evidenza dalla CISL Scuola. Con Antonella Piccolo, responsabile della CISL Scuola di Pordenone, affrontiamo alcune tematiche in ambito scolastico, partendo dal fronte sanitario con i vaccini AstraZeneca in arrivo. È importante che il personale della scuola sia stato individuato tra i soggetti prioritari. C'è tuttavia preoccupazione perché il problema è legato alle dosi di vaccino disponibili, alla tipologia del vaccino disponibile, che non può coprire tutta la popolazione scolastica, tutto il personale scolastico, perché abbiamo personale che supera i 55 anni di età, e diciamo il piano deve essere sicuramente preceduto da una attenta campagna di sensibilizzazione e di informazione, perché tra il personale della scuola, anche della nostra provincia, c'è chi
vorrebbe ricevere maggiori informazioni. Per quanto riguarda invece l'attività scolastica, il premier incaricato Mario Draghi ha proposto un prolungamento fino a fine giugno per recuperare anche quello che magari non si è riusciti a fare con la didattica a distanza. Allora, recuperare non ci sembra un termine sinceramente appropriato. Le scuole con la didattica a distanza hanno comunque lavorato. Tutto il primo ciclo è sempre stato in presenza. Non è però che con l'attività a distanza i docenti non si siano impegnati nel condurre l'attività stessa e gli studenti dall'altro lato non si siano impegnati. Si è svolta un'attività didattica alternativa a quella in presenza. Noi invece ribadiamo ancora una volta che è importante ripartire il 1° settembre, che ci sembra lontano ma in realtà è vicino, con un anno scolastico sicuro, perché è il 3° anno scolastico che dobbiamo affrontare dopo l'inizio della pandemia e deve essere affrontato assolutamente con tutti gli organici stabili, il personale in cattedra dal 1° settembre. E veniamo appunto al tema dei concorsi, come si faranno, quando si faranno anche per la nostra regione. Consideriamo che abbiamo centinaia e centinaia di precari anche nelle cattedre delle scuole delle nostre province e ricordiamo che il concorso era stato avviato ad ottobre, sospeso subito qualche settimana dopo e ora da lunedì dovrebbe ripartire. Ci riferiamo al concorso straordinario per i docenti precari che hanno oltre 36 mesi di servizio. E, questi docenti dovranno recarsi anche in alcune regioni tipo la Lombardia. Raccoglievo proprio ieri la testimonianza di una docente molto preoccupata che si dovrà recare in una scuola vicina a quella famosa scuola di Bollate, dove sono chiusi tanti plessi, tante istituzioni a causa della pandemia e della nuova variante. E anche ribadiamo ancora una volta che questo era un problema che doveva essere già risolto, perché avevamo bisogno di questi docenti stabilmente in cattedra in questo anno scolastico e nei futuri. Sul fronte degli organici Covid, poi com'è andata? È andata bene come idea, nel senso che le scuole della nostra provincia hanno potuto disporre di circa 160 docenti in più tra infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e oltre 250 ATA, quindi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici, una specie di task force a supporto di tutte quelle misure di contenimento della pandemia all'interno della scuola. C'è però un risvolto della medaglia. Questo personale, questa task force, nella maggior parte dei casi deve ancora essere retribuito per diverse mensilità. I più fortunati hanno preso lo stipendio fino a dicembre. I meno fortunati, e ce ne sono molti, sono fermi con lo stipendio del mese di ottobre. Ora sappiamo che a seguito di pressione sindacale nazionale ci dovrebbe essere un'emissione speciale il 17 di febbraio e si spera che la maggior parte di questi lavoratori della scuola possano perlomeno percepire lo stipendio fino a dicembre-gennaio. Da pochi giorni Erika, una ragazza dell'Interland udinese, è tornata a vedere professori e compagni di scuola dal vivo dopo mesi e mesi di didattica a distanza. Un'esperienza comune a centinaia di studenti in tutta la regione, ma che ogni ragazzo vive a modo suo. La classe non è solo lezioni, interrogazioni, la cosa che mi manca di più sono le interazioni con i miei compagni, sono comunque delle persone con cui ho trascorso una buona fetta della mia adolescenza e non riuscire ad avere relazioni con loro, ecco, questo mi manca, soprattutto all'inizio è stato molto disorientante questo aspetto.
sono Erika Barboni, frequento la quinta liceo delle scienze applicate al Marignani. Gli svantaggi della didattica a distanza. Allora, nelle lezioni secondo me una delle cose più importanti è il dialogo. Ovviamente sì, questa mancanza di interazione fra lo studente e l'insegnante, anche queste piccole interruzioni che possono servire durante la lezione per approfondire certi argomenti, ovviamente mancano in didattica a distanza. E questo secondo me da un lato, soprattutto all'inizio di questa situazione, è stato molto difficoltoso da parte degli studenti, anche seguire le lezioni senza nessuna interruzione, nessun dialogo, è pesato molto. Ero annoiata dalle lezioni, molto svogliata, mi sconcentravo facilmente e soprattutto all'inizio di questa situazione mi è pesato molto, confrontandomi con le compagne, ho visto che non ero l'unica a trovarmi in questa situazione. Fortunatamente dopo, abituandomi, capendo che dovevo abituarmi a questa cosa perché non sarebbero state le famose 2 settimane di cui si parlava all'inizio, ho capito che insomma dovevo lavorarci da sola, perché gli insegnanti non è come in presenza, possono aiutarti fino a un certo punto. E quindi ho capito che ero in quarta, dovevo svegliarmi e a quel punto ho cercato di farmi andare bene la situazione. All'inizio di questa situazione devo dire che parlo di me e anche come classe ci siamo trovati tutti disorientati per questo nuovo metodo. E posso ipotizzare questa cosa anche per i miei insegnanti, perché ho notato che anche loro si sono trovati spesso appunto a disagio nel dover rivedere completamente il loro metodo di insegnamento, perché sì, non possiamo pensare di utilizzare lo stesso metodo in presenza e a distanza. E all'inizio ho visto tutto questo disorientamento, però successivamente anche con l'esperienza aiuta in questo caso, ho visto che è tutto migliorato, soprattutto durante la seconda parte di questa situazione. Le lezioni erano molto meglio organizzate appunto per poterle fare così, le ore erano di 50 minuti invece che 60, in modo che gli studenti potessero riposare, perché fare 50 minuti a distanza in presenza è 60, mi scusi, è totalmente diverso. E ovviamente nella mia classe siamo persone molto diverse, c'è sempre stato chi partecipava di più e chi partecipava di meno. Ho notato che soprattutto a distanza questa distanza si è ancora più amplificata e gli studenti che partecipavano poco in presenza, che avevano bisogno di uno stimolo in più, a distanza purtroppo non sono riusciti a dir parole. Un altro svantaggio è il fatto di non avere una maturità normale. A me dispiace non avere la famosa notte prima degli esami, mi dispiace, sì, il Maxi Orali può essere un vantaggio per noi che abbiamo avuto questa difficoltà, però l'emozione che porta la maturità, i 2 scritti, non so, penso che mi mancherà. Il fatto di avere comunque il Maxi Orale, ognuno un giorno diverso, non è la stessa cosa. Anche banalmente la cena di maturità, che molto probabilmente non si potrà fare, perché sì, com'è possibile, è una cosa che aspettavo da tanto e che, diciamo, mi è stata tolta per colpa di nessuno, però mi dispiace. Soprattutto penso che per le prime sia ancora uno svantaggio maggiore rispetto a noi quinte, perché io ricordo che i primi giorni di scuola sono i giorni più importanti, i giorni cruciali in cui ti leghi alla classe, hai il primo confronto. Il fatto che loro, mi riferisco alle prime di quest'anno, abbiano vissuto solo i primi 2 mesi per conoscere i compagni e dopo gli sia stata tolta questa possibilità, deve essere dura. Sì, a me sembra incredibile questo. Mi fa veramente strano pensare che mi risveglierò la mattina, riprenderò quella routine che per me una volta era normalità e adesso diventa eccezione praticamente. E sì, sono anche quelle piccole cose, magari prendere la corriera, rivedere i compagni prima di scuola, farmi una chiacchierata a ricreazione. Sono contenta di questo, spero che durerà il più possibile anche perché penso spesso a quando questa situazione finirà, spero il prima possibile perché veramente anch'io non ce la faccio più. Cioè mi sento veramente portare via una fetta di adolescenza che difficilmente riavrò indietro.
Piccola pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo in diretta da Voi la Linea, tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Meno 70% di transiti nel comune di Tavagnacco durante il lockdown del 2020. Lo hanno registrato con i lettori delle targhe gli agenti della polizia locale del popoloso centro alle Porte di Udine, che ieri hanno presentato il bilancio della loro attività da quando sono usciti dall'UTI Friuli Centrale. Siamo con il comandante della polizia locale di Tavagnacco per fare il bilancio non solamente dell'ultimo anno ma anche da quando la polizia locale di Tavagnacco è uscita dall'UTI Friuli Centrale. Sì, la polizia locale del comune di Tavagnacco è uscita dall'UTI Friuli Centrale il 1° maggio 2019. Gli mesi restanti del 2019 sono stati dedicati a un'intensa attività di ricostruzione del servizio che diciamo ne è uscito depauperato nella strumentazione e anche nella dotazione organica. Qui il 2019 sicuramente è un 2019 di ricostruzione. Nel 2020 ricostituita diciamo, le dotazioni sia materiali sia diciamo così, anche in termini di personale, l'attività si è avviata. All'inizio del 2020 naturalmente c'è stata questa emergenza Covid che va ancora avanti e l'attività ha avuto una drastica riconversione diciamo, verso queste tipologie di servizi di controllo e quelle ovviamente in materia di controllo Covid. Con le attività che avete svolto durante la prima ondata hanno messo in luce anche una drastica riduzione dei transiti sulla strada. Sì, diciamo, noi abbiamo 3 punti di lettura targhe, quindi che ci permette anche di monitorare i transiti veicolari in 3 punti del nostro territorio, la nostra rete stradale, e in particolare nel periodo febbraio, marzo, aprile, che era quello più acuto. La riduzione è stata veramente drastica, intorno al 70-75% diciamo, dei veicoli. E questo ovviamente ha comportato anche la riconversione dei servizi di cui accennavo prima. Per quanto riguarda le coperture assicurative avete riscontrato anche qui una situazione particolare? Sì, diciamo è qualcosa che va avanti già da qualche anno in realtà. Nel senso che il momento di crisi economica sicuramente favorisce questo tipo di infrazioni, che d'altra parte sono anche in questo momento più facilmente rilevabili, essendo con i punti di lettura targa che in tempo reale ci permettono di conoscere il veicolo che circola senza copertura assicurativa. Sul fronte delle sanzioni amministrative, indicativamente quanti sono stati i controlli e anche quante sono state poi le multe, tra virgolette, elevate? Allora, diciamo, i controlli, le sanzioni sono state l'anno scorso 1090, hanno comportato un introito di circa 140.000, potenziale di 140.000 euro, e diciamo di cui introitati effettivamente già introitati 87.000. Diciamo che questa è la base di controllo. Dopodiché i nostri controlli ovviamente non sono soltanto polizia stradale, ma si estendono a tanti altri settori, in materia ambientale, edilizia, commerciale, in polizia giudiziaria, che comportano ovviamente altrettante attività. Quanti sono al momento gli agenti della polizia locale a Tavagnacco? In questo momento il personale di polizia locale comprende 9 persone e più c'è un addetto amministrativo. Ed ora ci spostiamo a Monfalcone, dove ieri è iniziato ufficialmente con la consegna delle chiavi della città alla Proloco il Carnevale. Pur ridotto a causa della pandemia, la città dei cantieri non ha voluto mancare a questo tradizionale appuntamento con 5 giorni di feste tra mostre ed eventi in streaming. Cedo le chiavi della città a Sio Carnevale, nella persona del presidente della Proloco. Neanche il Covid ferma il Carnevale di Monfalcone, lo ridimensiona sì, ma non ne cambia lo spirito, che è quello di sempre. E cerchiamo in tutte le maniere di tenere alta la tradizione, ma anche non è solo una questione di tradizione, anche se è una tradizione importante, è dello spirito delle persone. Vogliamo che le persone in piena sicurezza comunque escano e dimentichino per un po'
le ansie di questa pandemia che purtroppo ci perseguita ancora. Abbiamo fatto, ripeto, abbiamo fatto tutte le cose in maniera che non ci siano problemi di contagio, almeno ce lo speriamo, perché insomma questo non si sa mai, al 100% non esiste mai. Però diciamo che è stato messo in atto tutte le protezioni possibili. Il cuore di questo carnevale sarà domenica intanto con la tombola in streaming e poi martedì col giuramento del notaio. Sì, queste sono la tombola, è una novità in assoluto, perché avevamo pensato per Natale per farla, solo che purtroppo, siccome che bisogna fare, anche se si fanno quei premi in natura, bisogna fare tutta la trafila, giustamente per l'amor di Dio, abbiamo detto la facciamo a Carnevale, e infatti abbiamo fatto per tempo, abbiamo preso i premi e facciamo questa novità in streaming, perché gli stessi degli uffici, non qui della dogana, non sapevano, ma una tombola in streaming è una cosa stranissima che siamo riusciti a farla comunque. E spero che la gente lo segua, le cartelle sono state distribuite dai commercianti monfalconesi e so che ha avuto un buon successo, sono quasi date tutte esaurite, ce sono ancora comunque. E poi sì, appunto martedì ci sarà la lettura del testamento da parte dal notaio di Cerenzoleto. Anche questo in streaming purtroppo come l'altro anno, perché l'altro anno siamo dovuti inventare questa cosa del streaming all'ultimo momento, perché è stato chiuso tutto domenica, adesso non ricordo le date, ma comunque la domenica ferma tutto, blocca tutto. Abbiamo detto ma la tradizione del notaio, del testamento bisogna mantenerla, e così abbiamo fatto in streaming e quest'anno purtroppo ci tocca rifarlo in streaming. Sindaco, parte importante di questo carnevale è la tombola che vedrà la partecipazione di tutti i commercianti della città. Sì, partecipazione che è già stata avviata perché tutti i commercianti, i pubblici esercizi, pizzerie, ristoranti, bar, pasticcerie eccetera, tutti hanno le cartelle della tombola e le regalano a chi poi compra qualsiasi cosa, non c'è un limite di spesa. E la tombola si realizzerà con il sorteggio che verrà fatto in sala consigliare domenica, quindi si può comprare fino a domenica e con la cartella via web si può partecipare a questa bellissima tombola con un premio in natura di 2.000 euro. Ci sono veramente dei bei premi, anche una bicicletta elettrica per dire, per la tombola. È possibile in quel momento riuscire a comunicare anche direttamente il fatto di aver fatto quaterna, cinquina, tombola, perché ci sarà, è proprio fatta a regola d'arte, ci saranno le persone che direttamente verificheranno la fattibilità. Ottenuta la fattibilità, già il giorno dopo è possibile ricevere il premio nella sede della Proloco. È un'iniziativa che abbiamo molto voluto come le altre della Carnevale, perché noi riteniamo che certamente questa tradizione che noi vogliamo tenere molto accesa sia importantissima, ma vogliamo anche dare un po' di respiro, un po' di ossigeno alle nostre attività, alle piccole attività che è difficile da capire quanto siano in questo momento in ginocchio. Anche questa è una modalità, tra l'altro sabato e domenica avremo proprio in piazza i carri fissi, avremo una mostra di carri con il mastro cartapestaio che riuscirà anche a raccontare come sono fatti, questi si muoveranno, quindi vi invito a venire a comprare da noi perché saranno dei giorni molto, molto belli. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione alle 16:30, nuovo appuntamento con l'informazione, buona giornata.